Scatman's World. MotoGP 13, vai raga, vai team manager, obiettivo squadra terzo posto, vai di zoccoletta personale, twitterone. Allora Nicolau, mi aspetto un gran weekend, l'innominabile, settimana impegnativa con gli sponsor, Valentino Rossi corre di far avere le voglia di mettere la propria firma sulla prima vittoria del podio. Ragazzi siamo favoritissimi per il Gran Premio, ragazzi nella favorita di Indianapolis dobbiamo riscattare la quarta posizione di Laguna Obesa, vaffanculo questi sponsor, Red Bull maledetta, Bibitari, ciao. Vai Comendone, possiamo vincere a Indianapolis, vogliamo fare una gara perfetta perché Marquez è il favorito, è fortissimo qua. Mamma mia che prima curva da fenomeno e che seconda di merda invece. Guarda sto Goldone, guarda sta merda, vaffanculo, va. 12esimi, ma adesso in accelerazione, ma andiamo a cagare tutti. Vai Kume, portacela a casa Kume. Perché il veneziano vuole vincere in America, in America sono tutte le gare di Tori, che purtroppo faccio da cagare. Perché la mia Tori vuole regalarmi qualcosa in caso di vittoria. E voi sapete cosa ragazzi. Molto bene. Vai Comendone. Frena. Buono. Dobbiamo superare Vizioso. Brutta curva questa del veneziano. Brutta curva veneziana. Dai che ci siamo. Valentino dai, hai vinto tanto fuori dalle valle. Ok Vizioso. No, sti errori, no. Male ragazzi, questo è un errore imperdonabile. Meno male che comunque siamo forti di Napoli, quindi siamo comunque ottavi. Ma errore imperdonabile del veneziano. Questo è proprio imperdonabile. Giro record di Marchetto Marquez. Adesso dobbiamo fare la remontata della vita, Questa curva la prendiamo sempre alla grande, questa un po' meno, però la prima curva la prendiamo da Dio proprio, perché c'è molta bagarre ragazzi, bisogna sfruttare la bagarre. Siamo settimi ma in pieno recupero, dai. Che erroraccio che ho fatto però. Ero terzo, Dio santissimo. Poi Comendone. L'America non porta fortuna il Comendone, non ci credo. Male ragazzi, molto male. Mamma che disastro Indianapolis. Che disastrum. Adesso devo fare qualcosa fuori dall'ordinario ragazzi. Qualcosa di impensabile. Vai Comendone. Bravo Comendone, dai un po' di grinta. Possiamo ancora rimontare. Fortunatamente in Napoli c'è una gara che vada abbastanza bene, che sono tutte due cappelle clamorose e siamo di nuovo settimi. Dai, ultimo giro da paura adesso, ultimo giro comendiano ragazzi, final lap comendiano. Incidente anche per Smith, Lorenzo è primo, Marquez secondo. Sto perdendo altri punti, però questo non va bene. Maledetto, questa curva la prendo sempre alla grande, c'è poco da fare. Dai, hai fatto un incidentone. Dai che ci siamo. Senza le due cadute la vittoria comunque, peccato. Ma anche questa è la MotoGP ragazzi. Ce la dobbiamo sudare fino all'ultimo. Perché c'è l'innominabile Rossi da superare, ce la possiamo fare, bravo, dai. Ancora, ho rischiato tutto, ma è andata bene stavolta. Adesso c'è l'innominabile da superare. Ciao innominabile.
Siamo quarti, siamo vicini alla zona podio incredibilmente con 2 cadute. Dai, almeno un podio insperato, dai, un podio. Dai che ce la possiamo fare, una rimonta incredibile. Questa sì che è incredibile con 2 cadute. Mamma, cosa ha fatto il comandone. Mamma, arriviamo forse secondi addirittura. Dai, magari secondi. Dai che beffiamo Marquez come lui aveva fatto noi l'altro anno. Invece no ragazzi, terzo posto, ma il terzo posto pesante dopo le 2 cadute vergognose. Ok. Terzo posto che fa bene al suo morale, 16 punti in più e la conferma che il suo pacchetto è competitivo. Il mio pacco è competitivo, non il mio pacchetto. Io non ho un pacchetto. Abbiamo buttato via una vittoria semplice, però va bene, dai, siamo... Insomma, abbiamo limitato i danni, dai. Ok, adesso andiamo a Brno, dobbiamo vincere però, Grande piazzamento. Grande risultato. Twitterone Marquez che sportellate oggi, sì, a Gattone, grande commento. Pedrosino un po' dispiaciuto, ha perso il confronto, ok. Calendarius, Brno. E andiamo in Czech Republic. Voglio la vittoria in Repubblica Ceca, fioi. Adesso devo vincere tante perché sennò qua Lorenzo se ne va. Reading Trap. Shelling, non vedo l'ora che inizi il GP di Brno. Dovizioso, appena finito di guardarmi l'ultima gara addosso un'adrenalina pazzesca. Marchetto, siamo a Brno. Vi aspetta un doppio lavoro. Mail. Terzo posto. Ok. Ragazzi, buone qualifiche, 12° tempo, andiamo a Brno, possiamo vincere tranquillamente. Vai Brno. Anche perché Lorenzo ragazzi ha 28 punti, Lorenzo è primo a 28 punti ragazzi, dobbiamo stare per forza davanti al Magnifico. No, che partenza di merda. Vabbè, mamma mia che rischio terapone come andiamo. Adesso andiamo a volare. Purtroppo Lorenzo è messo molto bene in classifica. Come sempre Lorenzo è uno dei più forti ragazzi, c'è poco da fare. Lorenzo è anche primo adesso, Dai Rossi, devi Rossi. Bravo Rossi, dai, sportellate con Lorenzo, bravo. Intanto il comandone vola sotto il diluvio di Brno. E Lorenzo è terzo, ma il comandone è già il secondo, il comandone è già terzo. E il comandone è già primo. Sì, questa la vinciamo ragazzi ormai. Il comandone dove è a suo agio vince sempre. Ora se buttiamo via il mondiale per la cagata delle prime 3 gare mi girano veramente i maroni, Come l'altro anno ce ne stiamo andando. Le ufficial. Occhio, nostri errori. Un po' lunghi. Ok comandone, adesso vai di fuga comandiana. Vai di fuga comandiana in quel di Brno. Dai Rossi, deve tenere la seconda posizione che devo rosicchiare punti a Lorenzo. Occhio. Portacela a casa comandone, sta vittoria. Rossi è là però, Rossi è là. Giro record di veneziano. Molto bene. Dai fioi, dai. Abbiamo un buon vantaggio adesso, la possiamo vincere questa. Però non dobbiamo cappellare. Peccato per Indianapolis, abbiamo buttato via veramente tanti punti. 9 punti buttati via. Però siamo là e non riusciamo a guadagnare tanto in sta gara. Edwards, incidente per Edwards. Andiamo tranquilli comunque. Con questo ritmo possiamo vincere tranquillamente. Mamma mia che rischi veneziani. Dai che voglio vincere questo mondiale per poi andare in Ducati, una moto leggermente inferiore. Voglio vincere pilota italiano e moto italiana, questo è il mio sogno ragazzi.
intanto concentriamoci su Burn. Insomma non riusciamo a guadagnare più di tanto. Stiamo guidando bene ma non benissimo. Bravo veneziano, dai. Buono. Ormai la pista è completamente bagnata, ragazzi, ma non è un problema. A Bernard. Siamo sempre là, ragazzi, siamo sempre là, 1 secondo e 3. Occhio, no, questa è brutta, questa è brutta, questa è brutta. Bruttissima curva del veneziano, ragazzi. E Rossi si è avvicinato tantissimo adesso. Ai ai ai. Ai ai ai. Final lap, il comandante ha fatto un brutto errore. Adesso soccazzi, giro record del magnifico, giro record del magnifico. Lorenzo il magnifico è veramente forte, ragazzi. E Lorenzo ha superato Rossi, ai ai ai. Brutte notizie, brutte notizie. Vai comandone. Lorenzo secondo, porca puttana, 3 decimi. Attenzione, Lorenzo è vicinissimo. Lorenzo ha fatto una rimonta da campione. Rimonta da campione per Lorenzo. Occhio. Attenzione, Lorenzo è là. Lorenzo è vicinissimo, Lorenzo è vicinissimo. Al comandone ha problemi anche con la gomma posteriore. Adesso è dura. Adesso l'è dura. Adesso è molto dura, ragazzi, ma proviamoci, proviamoci. Bravo. Dai che mancano poche curve. Dai, questa è una vittoria pesante se arriva. Abbiamo recuperato, ma la ruota posteriore è finita, ragazzi, è ufficiale. Andiamo pianissimo qua. Vai comandone. Vai che voglio la quinta sinfonia, la quinta vittoria. Il grandissimo comandone, il comanda c'è! Il comanda recupera su Petrosino. E va. Oltre al prestigio della vittoria, questo piazzamento gli frutta ovviamente anche 25 punti importantissimi. Grandi ragazzi, grandi. Dai che il comandante di ripresa siamo a meno 14 al terzo posto, ragazzi, nel mondiale. Ok, allora, twitterone. Il Lorenzo magnifico duello spettacolare con oggi con veneziano, ma hai perso. A Gattone che gara commenda. Antonelli grandissimo commenda e si gode. Qua la solita email che veramente a me mi hanno rotto il cazzo. Vai, gran risultato. Ok. Andiamo a vedere i quotidiani. Veneziano per 25, grandissimo, mamma mia, come me lo godo. Calendario, prossima gara Silverstone, questa è una gara un po' pericolosa, ma l'altra abbiamo fatto una gran gara però, Vai con il nostro aeroplanino Hertz British Grand Prix. Round 12. Allora, mail. Team manager, terzo posto l'obiettivo come al solito, qua solite stronzate, ciao. Twitterone, allora, Timothy Down, è tutta la settimana che aspetta la gara di Silverstone, Lorenzo il magnifico Silverstone si avvicina, vogliamo un bel risultato, l'innominabile, c'è tutto il weekend a Silverstone, sta per cominciare, sono carichissimo. Ragazzi, di lui a Silverstone, 15° posto in griglia, non malissimo. Dai fioi, dobbiamo fare una gran gara anche qua, perché comunque Lorenzo è ancora primo in classifica. Bravo, comandone, molto bene. Dai che lo possiamo vincere questo mondiale, lo possiamo vincere. Anche a Silverstone ormai andiamo bene. Cioè ormai abbiamo preso la mano, ragazzi, dopo 1000 video, a parte le qualifiche che comunque purtroppo faccio da cagare, ma per il resto ci siamo, dai. Siamo già al 9° posto, ragazzi, molto molto bene. Stiamo tranquilli.
E possiamo anche vincere a Silverstone, secondo me. No, eccola qua, se non fai ste cappelle come indiane. Ragazzi, devo stare calmo perché sennò veramente mi girano i coglioni e mi censurano il video perché bestemmio in serbo olandese. Quindi ragazzi, sto tranquillo e sto calmo. Vaffanculo, puttana di merda, dinamota del cazzo. Adesso devo fare veramente la remontata inglese. Vai di remontata inglese. Meno male che ho una moto spettacolare. A mio parere è la più forte, perché se Lorenzo è sempre primo ci sarà un motivo. Tanti hanno detto andare in onda, però io non vedo sta onda mostruosa nel gioco. Vince sempre Lorenzo praticamente. Ottimo comandone. Però dopo quell'errore dura, no. Avviso, ma che cazzo ho fatto? Ma mangiami il pacco. Ma stai zitto. Adesso devo fare una rimonta paurosa. Dai, Pedrosino, giro record per Pedrosino. Dai, che Marquez non è neanche primo. E Lorenzo non è neanche primo, bravo comandone. Questa l'ho presa da Dio. Mamma come l'ho presa sta curva. Mamma come l'ho presa. No! Dai, devo stare davanti a Lorenzo, questo è l'obiettivo. Dai, Comandon, Rossi. Dai, Vale. Ciao, Vale. Quarto posto in classifica. Vai, Comandon. Ocius. Bravo Veneziano. Dai che c'è Lorenzo da superare. Ciao Lori. E siamo terzi a Silverstone. Ai. Ci sono le due Honda adesso. Marquez e Pedrosino. Se vinciamo a Silverstone, ragazzi, pomponi da Tori incredibili. Bravo comandone, che curva, come sto guidando, sono in forma strepitosa, la. No, ma che cazzo ho fatto? Qua ho frenato 2 ore prima, che pirla, che pirlone. Attenzione Marquez, contro sorpasso di Marchetto Marquez, maledetto Marquez. Dai che inizia il final lap comandiano. Ocio. Brutta questa. Lei è dura, Fioile, è molto dura. No, non cadere. Che rischio, siamo primi. Questa è la mia curva, ragazzi, la mia curva. E adesso calma che se vinciamo a Silverstone veramente vinciamo il mondiale, ragazzi. Bravo Veneziano, brava Giovanna, brava. Che sofferenza però, ragazzi, non ce la fa più. È veramente duro sto mondiale, iniziato in salita, ma adesso invece il comandone sta dimostrando di essere un gran pilota che merita il titolo mondiale nella classe regina. Bravo, che classe veneziana. Anche Silverstone non fa più paura ormai. Dai che andiamo a vincere. No! Sofferenze, diluvio indescrivibile a Silverstone. Bravo. Dai winner. Dai che voglio la vittoria. Bravo comandone. Un secondo è diventato su Pedrosa. Il comandone si è allenato un po'.
sta curva mi sta sui coglioni, però, ufficiale. Sta curva mi sta sui maroni, no! Calma, mamma mia, calma, no, adesso la cagata adesso. E il veneziano va a vincere anche a Silverstone, prima vittoria in Inghilterra. No! No! Per guardare dietro forse ho cappellato. E invece no, ho vinto, sì! La felicità è Grande. comprensibile, con questa vittoria sei imposto su piloti di grandissimo talento. Grande veneziano, grande, come me lo godo. Ragazzi, adesso ho visto la classifica, siamo secondi, ma da Marquez. Ok. Allora, mail. Vabbè, qua solite cose, grande piazzamento, puttanone personale. Eccola qua. No. Twitterone. Allora, Cornflanks, gran gara oggi commenda, lunghi, corsi. Grande commenda, Pedrosino, visto che posso altri problemi al traction control, ma stai zitto, obesoide. Adesso, ragazzi, guardate la classifica. 5 piloti in 33 punti, Marquez 205, Commenda veneziano 200, Jorge Lorenzo 200, Dani Pedrosa 193, Rossi 172. La lotta per il mondiale è a 5, il Commendone è secondo, mamma mia che roba, raga. Finalmente il Commenda è pronto a vincere sto mondiale. Quotidiani, scatto di veneziano. Adesso abbiamo Misano, spero un podio, Aragon vittoria, Sepang vittoria e poi Filippo ragazzi, questo mondiale lo vinciamo, punto, e anche basta. Raga, un saluto al Commendone veneziano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.